Questa sera a Napoli è emersa una notizia sorprendente che ha lasciato i tifosi in subbuglio. Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione coraggiosa che potrebbe avere conseguenze importanti per il futuro del club. Victor Osimhen e Quick Kvaratskhelia sono al centro della polemica, con un divario di stipendio che sta creando tensioni. Kvaratskhelia, nonostante il suo talento e il suo contributo alla squadra, continua a percepire lo stesso stipendio che aveva quando è arrivato al Napoli. Questo è in netto contrasto con i generosi aumenti di stipendio di altri giocatori chiave della squadra. La mancanza di urgenza di De Laurentiis nel rinegoziare il suo contratto ha sollevato dubbi sulla sua volontà di trattare i giocatori in modo equo. D'altra parte, ci sono buone notizie per i tifosi. Georgiana Kvaratskhelia, dopo un periodo di incertezza sul suo futuro, ha accettato un'offerta di rinnovo del contratto da parte del presidente del Napoli. Questo rappresenta un passo fondamentale nei piani del club per la difesa del titolo. Il nuovo contratto di Kvaratskhelia aumenterà significativamente il suo stipendio e prolungherà il suo legame con il club, dimostrando la sua dedizione e il suo valore per la squadra. Tuttavia, con la possibile partenza di Osimhen e il rischio di perdere Kvaratskhelia, il Napoli potrebbe affrontare una sfida importante la prossima estate. Condividete i vostri pensieri nei commenti e restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul Napoli. Forza Napoli, sempre!